Siamo live, buonasera a tutte, buonasera a tutti, sigla lunga. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Lava gli argomenti però non li spinge, ne li restringe, rapone una sfinge, soffiati il naso, scalda la laringe, chi ti respinge non segue gli istinti, si affida alla Madonna o ai cari istinti, poco convinti da idoli finti, noi ci affidiamo solo a sandagliere tinti. Ringrazio Niccolò De Gregorio per la sigla che mi piace sempre tantissimo. Ciao Gianluca, benvenuto a Tintoria. Ciao ragazzi. Ciao. C'è di nuovo Stefano Rapone, siamo di nuovo su Twitch. Allora, sono molto contento che sei venuto ospite di Tintoria. Io di solito apro la puntata dicendo come ho conosciuto l'ospite, però noi non abbiamo la fortuna di conoscerci, ci stiamo conoscendo adesso, quindi sarà una puntata di conoscimento. Però essendo Tintoria un podcast che ha comunque sia dei topic abbastanza ricorrenti, io parto banalmente dal nome Gaemon, perché allora Gaemon viene da Gaemon Ishikawa, personaggio di Lupin III, e devi sapere che Stefano è un grandissimo appassionato di Lupin III, quindi ti volevo chiedere, tu ti chiami Gaemon perché dicevi ok, fico sto personaggio di sto cartone animato, o perché stai in fissa con Lupin, sei stato in fissa con Lupin? No, io stavo in fississima quando andavo a scuola. C'è da dire che ovviamente ci stavo anche già da prima di prendermi il nome in prestito, ma erano gli anni, diciamo, caldi, diciamo, di Lupin su Italia 1, quando io ho incontrato, diciamo, il rap, che ero proprio un ragazzino, avevo 13 o 14 anni. All'epoca ti sceglievi tipo dei nomi tipo Capsula, Nucleo, Fulmine, cose del genere, o come altri nomi diciamo che di artisti che hanno avuto una lunga carriera, come Tormento o Paura dei 13 Bastardi, o anche nomi, diciamo, dove si utilizzavano magari pezzi del tuo nome, no? Tipo Fabri Fibra, Mondo Marcio, che si chiama Marcello, e ti dovevi trovare, insomma, un nome. E il personaggio che mi piaceva di più era quello, quindi ho preso e me lo sono appiccicato addosso. Inizialmente, tra l'altro, l'H non c'era, ma giustamente tutti mi chiamavano Gemon, Goemon, e quindi ho detto, vabbè, facciamola finita, e quindi è andata così. E da allora sono rimasto sempre affezionato al personaggio. Infatti devo dire questa cosa qua, se hai scelto Gaemon con l'H perché tu sai che si chiama in originale Goemon e quindi volevi cambiarlo apposta, oppure se era l'avevi preso insomma così come lo sentivi, quindi giusto l'hai fatto per la pronuncia degli italiani, sì. Alla fine. Allora, tra l'altro, guarda, ti dico, l'ho facilitata, ma poi quando qualcuno tuttora magari non sa che lavoro faccio, mi dice come ti chiami, poi così vado a cercare le tue cose, mi chiamo Gaemon, e come si scrive? Come lo pronunci? Quindi G-I come no, G-E, no, come lo pronunci? G-H, e niente, quindi sì, ho dovuto fare il facilitatore.
Vabbè, ci sta comunque. Anche perché magari all'inizio, se ti fossi chiamato Goemon, poi veniva indicizzato prima lui nelle ricerche su internet, appariva prima lui e non spuntavi fuori. Ma infatti io mi sono sempre l'algoritmo di Spotify metteva la musica di Lupin poi. Sì. Esatto. No, mi chiedevo se effettivamente Goemon in italiano si chiama Goemon perché si scriveva Goemon e però lo leggevano alla tedesca, tipo Gate, no? Potrebbe mi chiedevo darsi. se fosse per quel motivo là o se anche lì c'è Tu stato sai quante italianizzazioni esistono, diciamo, per esempio, soprattutto quella che mi ha sempre colpito più di tutte è Bo dei Simpson, che sarebbe Mo. Mai capito quella scelta. Mo probabilmente perché mezza Italia usa Mo, diciamo, come parola, e probabilmente hanno evitato che fosse quello il suono e faceva più ridere Bo. Però anche Bo lo usano, cioè non è che lo cambia. Hai ragione, è vero che Bo fa più ridere effettivamente. In italiano anche Mo faceva ridere. Però l'altra volta guarda che ho scoperto che ho qua in studio, a proposito, ce l'avevo sotto al sedere, ho un cuscino bellissimo che vi faccio vedere. Pazzesco di Capitan Tsubasa. Esatto. Tsubasa è preso in Giappone dalla mia fidanzata, diciamo, come regalo, perché io non ero andato. Sì, è bellissimo. Quello, un bellissimo momento, Holly contro Benji, testa contro Parata, è quel momento lì. Credo sia quello, sì. No, e tra l'altro, infatti, ti volevo... Vai, ti lascio, che poi questo è il tuo campo, ti lascio libero. No, volevo chiedere perché Goemon ti piace così tanto tra tutti i personaggi. Probabilmente, guarda, cioè, questa cosa che mi hanno in realtà anche chiesto, ma non ho mai poi dopo approfondito così tanto, perché probabilmente era quello a cui ambivo di più. Cioè io sono stato un bambino estremamente loquace, anzi che mi dicevano, ma quanto parla sto bambino, una cosa per cui insomma, ho quasi avuto un trauma. E invece sta calma olimpica, la cosa che interveniva al momento giusto, sempre vestito in quella maniera tradizionale, che parlava al momento giusto, che tagliava le cose, insomma mi piaceva che era meno caciarone degli altri, interveniva al momento giusto, era più quello verso cui ambivo, a cui ambivo e cui forse più sono diventato così da grande, perché poi mi sono azzittito un po' di più quando sono diventato grande, sono diventato un po' più silenzioso, però dall'altro lato, come gli altri due, ma un po' meno degli altri due, era comunque un personaggio che aveva dei momenti di ridicolaggine totale, cioè se cascava, diciamo, a culo a terra faceva veramente ridere, perché era talmente di Lupin lo dici, ma è talmente contrastante invece con quel personaggio che era bello. Specialmente con le donne, quante ce ne fanno passare e quante hanno fatte passare a Goemon. È vero. Ecco, già Lupin si divertiva di più. Il primo fidanzato di Fujiko, poi la storia ci ha insegnato, il Rapone ci ha insegnato. Vedi, ecco, questo non lo ricordavo. Sì, comunque io l'ho imparato da Rapone in un podcast, penso. C'è una cosa fighissima, perché invece il mio preferito è Jigen, che non so perché mi è sempre piaciuto, era comunque cool, che tra l'altro, se ci pensi, è un po' la versione di Goemon però occidentale, perché comunque è il cowboy, alla fine, se tu pensi che i western sono diventati, ci hanno fatto i remake dei film con i samurai, però western, alla fine c'era sta cosa qua, e Goemon è figo perché alla fine nel momento di crisi è lui un po' il Deus Ex Machina che arriva lì con la sua katana e taglia tutto. Nell'ultima serie di Lupin c'è una cosa fighissima dove Lupin e Goemon vengono rapiti e a quel punto c'è invece Jigen che fa la stessa cosa, però si fa trovare, blocca la strada con la macchina, quella di Lupin, quella lunga, gialla, un arsenale di armi e comincia a sparare a tutti e fa quello che fa Goemon, però lo fa con 10.000 pistole all'americana e armi, esatto, di diversi tipi, quindi è una scena secondo me fighissima e se non avete visto l'ultimo Lupin, vedetelo. Visto che Daniele l'ha detto prima, cioè se fosse stato indicizzato lo stesso nome e fossero uscite prima le colonne sonore di Lupin, non mi sarebbe andata male, perché diciamo che sono tutti dei capolavori che sono veramente incredibili. Quale ti piace di più tra le colonne sonore di Lupin?
non sono così tanto esperto, però diciamo che ho 2 o 3 cose in vinile, diciamo, di quello che andava in onda poi in Italia quando io ero ragazzino, quindi probabilmente sono degli anni 80, probabilmente forse anche fine 70, non mi ricordo quando nasce il cartone, tu sicuramente lo sai, cioè è il fumetto, Sì, ma il anni cartone 70 comunque. 70, perché Sì. diciamo Anzi, forse musicalmente anche prima, lo parlando, sai. Sì. musicalmente parlando però mi dicono tanto di proprio il trattamento dei suoni, sono 70 sicuramente le colonne sonore, diciamo quelle più assurde musicalmente parlando. C'erano, mi ricordo i primi demo che facevamo dove insomma si andava di campionamenti dai dischi e lì dentro c'erano delle cose incredibili. Mi dice Wikipedia addirittura 67 ideato, Sì, poi il primo cartone si è forse era sviluppato fine poi negli anni 60, sì. 70, però addirittura 67. Senti, a questo punto ti volevo chiedere, visto che hai tirato fuori pure un cuscino di Capitan Tsubasa, ci sono altri cartoni giapponesi con cui stavi o stai in fissa? Sei contento? Stai che abbiamo aperto così? Abbiamo aperto direttamente su questo. Robot sicuramente quando ero piccolo tantissimo, i robot, diciamo di quelli un po' più di larga portata che io vedevo sulle reti, diciamo, private in Campania. Gig sicuramente era quello che mi piaceva di più, secondo me ero condizionato anche dalla sigla che mi casava da Infatti, morire. bellissimo. Però credo a questo punto, aspetta che fa, credo Dieter. Ok. Insomma, poi Goldrake, però non so perché Goldrake e Mazinga erano di meno rispetto a Jig e rispetto a Dieter. Quindi comunque robottoni ci sei cascato con tutte le scarpe. Sì, con tutte le scarpe, quando ero piccolo tantissimo. Bello. Comunque è bello. Come si chiama quello con il leone che sparava il fuoco al centro del petto? Era Daltanius? No, Vulture 5, no. Voltron 5 è quello con i 5 leoni. No, però mi sa che ce n'è un altro ancora. Daltanius. Che è Daltanius. Sono tantissimi. Sono tanti. Allora, sì. No, la cosa buffa è che questi cartoni qua, che per noi sono l'infanzia, no? Se tu vai in Giappone e parli con un nostro coetaneo di queste cose, dicono, questi li vedevano i miei genitori. Perché comunque sono arrivati tipo con 10-15 anni di differenza, e quindi noi siamo boomer per i giapponesi di oggi. I cartoni dei loro genitori. Beh, fighissimo. Tra l'altro, se cerchi, questo così, fun fact, se cerchi robot con leone in pancia, ti esce effettivamente Mirai Robo Darutanyasu, che era il nome giapponese di Daltanius. Daltanius, ecco. Google, se scrivi robot con leone in pancia... Posso fare io invece una domanda? Sì. Ecco, invece lato, diciamo, americano, qual è il vostro cartone preferito? Ed è difficile scegliere, molto. Lato americano. Quindi intendo Simpson, Family Guy, South Park, Rick e Morty, anche quelli più nuovi. Guarda, secondo me se la giocano, per me, Simpson e South Park, secondo me, però, cioè, Simpson perché comunque sono quelli che hanno cioè sono il Dragon Ball dei cartoni americani di quel tipo, cioè sono quelli che hanno creato la base per tutto il resto. È pure vero che le ultime stagioni, cioè che per le ultime intendo gli ultimi 20 anni, comunque cioè, stanno tirando a campare con i sotterfugi, quindi sono morti tempo fa. E mentre South Park invece ancora sforna delle cose fighe ancora oggi. Quindi è una lotta tra il cuore e la testa, ti direi. E non so... Sono d'accordo. Guarda, citerei anche Futurama, che secondo me io, tra l'altro, quando uscì lo sottovalutai un po' vedendolo come diciamo, guarda i Simpson nel futuro. Però nel frattempo, ragazzi, perciò se se ti vuoi prendere un bicchiere d'acqua, che in teoria è il podcast della spontaneità, infatti io Daniele, dicevi che Futurama forse lo sottovalutai all'epoca, nel senso classificandolo un po' come guarda questa cosa carina, però cioè, non è i Simpson, è una cosa nel futuro, invece poi c'ha delle trame umane
Sì. complessissime, e comunque sia un'ambientazione nel futuro pazzesca, intricatissima, complicatissima, e però a modo suo coerente. Però sì, forse South Park, e poi allora il me adolescente fattone che da qualche parte ancora alberga vuole comunque citare i Griffin, Family Guy, che poi presi in giro correttamente da South Park per le loro modalità c'era la puntata, no, con i lamantini che portano le palle con le parole, e quella diventa la battuta. Però ecco, a me una battuta scritta dai lamantini a 17 anni mi faceva ridere per un quarto d'ora, e quindi le cose che fanno ridere fanno ridere. Infatti, nonostante i Simpson siano il primo amore, anche South Park sia la prima cosa più di rottura, io metto i Griffin davanti. No, io sono in disaccordo totale con questa cosa. Io è un po' che non li vedo, perché io l'ho visti all'inizio, anche a me piacevano, poi dopo un po', però crescendo forse così, li trovo un po' senza anima, non so come dire, cioè li trovo cioè che sono dei personaggi che reagiscono a degli stimoli, è come se non ci avessero una psicologia, non lo so, sono forse un po' piatti, e li metti in delle circostanze, sai che Peter è stupido e quindi fa la cosa stupida, ma non è che c'è non c'è conseguenze in quello che fa, non c'è... Non ci avevo ancora pensato a questa cosa qua, però ci sta, cioè hanno meno anima, diciamo, che i personaggi degli altri due che abbiamo citato, questo è vero. Però ci sono delle belle puntate, Stewie e Brian, Road to Rhode Island, che riprendono proprio i film, quelli, i road movie, quelli vecchi, che comunque sono delle grandi puntate. Non penso sia tutto da buttare, alcune cose sono anche carine, però a volte sono proprio così, cioè cose buttate lì, si reggono cioè la trama non c'è in alcuni episodi, ci sono sketch, è un contenitore per sketch che va bene pure, però... Sì, infatti diciamo che è quello che la completa mancanza di senso tra un minuto e l'altro delle puntate a me mi fa ridere. Sì, anche a me quello faceva molto ridere, forse a essere senza anima è Stefano Rapone. Chiediamocelo in questa sede. Senti, visto che abbiamo parlato di cose che fanno ridere, io volevo parlare anche del fatto che a te piace la stand-up comedy, e tra l'altro per preparare la puntata di oggi mi sono visto un po' di cose, e tu dici, allora, ho conosciuto la stand-up comedy, bomba, vado a New York, proviamo ad andare al Comedy Cellar, boom, Louis C.K., che capita là, che figurati, è come mi dici che hai incontrato Maradona, esatto. Com'è stato vederlo dal vivo? Perché poi quando è venuto in Italia noi l'abbiamo visto a Milano e a Roma, ma a fare lo spettacolo, com'è vederlo al Cellar che si scalda? Allora, ti dico come comincia la cosa. Credo che iniziassi a guardare qualche cosa online, però erano tempi pre-Netflix, e quindi iniziavo a vedere le cose che potevo vedere, magari banalmente gli sketch di Carlin, piuttosto che mi ero visto, avevo recuperato, perché eravamo già in tempi invece di scaricamento da internet, magari mi ero visto Nudo e Crudo di Eddie Murphy, che magari non l'avevo mai visto prima perché non era mai transitato, diciamo, nel mio universo. Però vedo la prima stagione di lui su FX, della sua serie, e quindi vengo catapultato in questo mondo, e dico, avete il meme che c'è su internet con Gerry Scotti che dice, ma sta parlando di me? Non lo so, è una cosa che mi riguardava, non so neanche io perché, e dopo la prima stagione vado a New York. C'era Bassi con me, un altro importante, diciamo, storico rapper italiano, e lo tiro completamente dentro a questa cosa. Il Cellar è molto piccolo, è piccolissimo, è un posto da 50 sedute, 70 sedute, sto esagerando, ti siedi al tavolo con altre persone, o almeno a me è capitato così tutte le volte che sono andato, e telefoniamo per fare una reservation o una prenotazione, diciamo in italiano, e andiamo un po' senza speranze, nel senso, diciamo, quello che becchiamo, l'importante è comunque andarci, è una figata, credo che a questo punto sia una decina d'anni fa, e mi ricordo che non mi vorrei dilungare, vorrei fare una palla, però no, vai. No, vai, sono qui per questo.
l'host, diciamo, della serata era questo comico che è scomparso quest'anno, che c'è anche dentro a lui nella serie, e nella prima puntata, tra l'altro, era questo omone nero che fa nella prima puntata guida lo scuolabus e a un certo No. punto lo ferma e si rompe le palle. E sì, inizia a mi chiedere... ricordo la puntata. Era un comico, vedi, non lo sapevo. E inizia a chiedere al pubblico: tu perché sei venuto qua? Tu come mai sei venuto qua? Tu perché sei venuto qua? Ed è un po' di persone, soprattutto quelle straniere, tipo norvegesi piuttosto che danesi, dicevano: io ho visto la serie e mi sono appassionato. Credo ci fosse forse già, non lo so, 1 o 2 spettacoli in giro suoi registrati, e quindi dice: siete venuti qua, ma vi aspettate di vederlo? E tutti quanti ovviamente ridevano col per dire: ma ti pare che adesso di mercoledì, ok, il prossimo ospite non annunciato è Louis C.K. E lui Stupendo. quella sera si è provato le battute di But Maybe. Ah, pensa, che figata. Ti sei Quindi of course, but maybe. esatto, di Of Course But Maybe. E noi ci guardavamo, e in più dovevi già mettere il cellulare nel sacchettino all'epoca. Ah, Non volevano che riprendessi, non volevano che facessi foto, quindi ho solo questo ricordo di questa cosa, però c'era un'altra persona con me che può testimoniare. che era Bassi Maestro, Che era che Bassi salutiamo, che tra l'altro Salutiamo. Twitch c'ha questo strano meccanismo per cui puoi raidare i canali delle persone, e io qualche Grande. sera fa raidai alla cieca il canale di Bassi Maestro che si chiama Down with Down with Bassi, Bassi. dove tra l'altro Vabbè. ti dicono perché non imbocchi pure là a Down with Bassi, e quindi Quando salutiamo Davide Bassi vuole. Maestro, testimone di questo momento di Of Course But Maybe al Comedy Cellar, per cui sono invidiosissimo. E dopo poco, giusto per chiudere il cerchio, dopo poco, credo non sarà stato più di un anno, Louis C.K. ha fatto poi, dopo lo spettacolo in cui c'è Of Course But Maybe, ha fatto 3 date in Europa, ha fatto Oslo, Stoccolma e la O2 Arena, cioè il palazzetto, diciamo, Sì. grande che c'è a Londra. E io e Basti siamo andati a vederlo, e poi vabbè, di lì in giù, poi dopo piano piano ho iniziato sempre di più a guardarmi cose, piano piano insomma mi orientavo, cercavo altre cose. Ero uno comunque che si era comprato il cofanetto di The Office, che gli piaceva Ricky Gervais, eccetera eccetera eccetera, parlo di Office inglese, quindi comunque Sì. ero già lì. Spunta Ricky Gervais dentro una puntata della serie e dico: ah, ok, ho già unito 2 puntini. Ok. Quindi è così è nata la mia passione per la stand-up. Ma era, Vai, Stefano. era diverso, cioè ti ricordi se era diverso il pezzo, se l'ha cambiato nel frattempo da quando poi l'hai rivisto? No, era molto molto simile quella parte lì. Ok. Io, cioè, ricordo che poi quando l'abbiamo visto dal vivo, ovviamente, cioè, non mi riuscivo a ricordare tutto quello che aveva detto, però che mi faceva ancora ridere, ma mi ricordavo dove andava a parare con le linee, quindi era pressoché identico, forse l'aveva un po' sviluppato. E anche quella cosa lì di scendo al locale sotto casa e mi vado a provare le cose, era talmente anche da persona che scrive, comunque in generale, che scrive delle canzoni, cioè è una dimensione. Io devo fare un concerto, Certo. era lontana da me, ed era anche, cazzo, però sarebbe figo se c'è un microfono aperto che vado con i miei musicisti e mi provo 2 pezzi, cioè sarebbe, insomma, era stimolante. Oh, infatti ti volevo poi chiedere questa cosa, che dici minchia sarebbe figo se ci fosse questa cosa. Tu poi hai anche fatto stand-up comedy, cioè hai partecipato a degli open mic di stand-up comedy a Milano, e volevo chiederti com'è andata, perché passare cioè già fare un open mic la prima volta è brutale, non importa chi tu sia, è tremendo, È vero. perché uno si aspetta una cosa quando scrive i suoi monologhi prima di salire la prima volta sul palco, e poi nel momento in cui stai là davanti fa tipo ok, è un'altra cosa, è proprio una cosa diversa. Però a maggior ragione venendo dal fatto di essere anche Gamon, quindi che musicista di successo, che fa il concerto e ci stanno tutte persone che fanno Gamon, all'open mic Gamon non esiste, te stai là, si siede Gianluca col monologo di 5 minuti e poi li devi far ridere. Quindi volevo chiederti Esatto. com'è andata. Allora, io
facilitarmi, tra virgolette, la vita, no, per ovviamente scherzo, però avevo chiesto alle persone di Santeria che conosco, di Santeria Piccola a Milano, Sì. ovviamente di non scriverlo da nessuna parte, di non annunciarmi e di mettermi possibilmente in fondo, in maniera tale che nessuno si aspettasse che io facessi quella cosa. In più, gli amici che sono venuti con me, lo sapeva solo la mia fidanzata, gli avevo detto andiamo a vedere una serata di stand-up, ci tengo che venite, che vi devo dire una cosa importante. Ed erano tutti convinti che gli avrei detto che diventavo papà, cose del genere, quindi nessuno se l'aspettava che io avrei fatto così. Però un pochino volevo evitare di soffrire della brutta sindrome, diciamo, di Tony Soprano, che si rende conto che tutti ridono durante la serie, che tutti ridono perché lui è il boss. Cioè, non avrebbe avuto nessun senso, capito? Se io facessi questa cosa al mio concerto, non capisco se riesco a scrivere una cosa che fa ridere. E quindi devo dire che la cosa è andata bene, che mi ha aiutato il fatto che comunque avevo dimestichezza a stare al microfono e capisco anche i tempi più o meno con cui dire le cose, perché sono 15 anni di palco e quindi un pochino ci sono anche dei momenti tra un pezzo e l'altro dove parli con la gente e capisci quali sono anche i tempi. E in più, vabbè, avevo avuto un aiuto, diciamo, speciale perché Michela Ciro è non solo una mia amica, ma era molto amica della mia fidanzata, e ho detto, Miki, guarda, ho scritto questa cosa ieri perché ho deciso che la devo fare e la devo fare. Ti va se ti dico il pezzo un po' di volte, mi dici se c'è qualche cazzotto che arriva proprio molto lento, se lo posso dire in un'altra maniera, e quindi lei mi aveva aiutato e questo è successo. E dopo, forse che ho troppo rispetto per questa cosa qua, è un po' perché mi sono rimesso sotto con le altre cose, non ho ingranato altri marci, ma perché ho proprio mega rispetto nei confronti di chi lo fa, e quindi penso che se poi la devo fare la cosa la devo fare bene. Non ho l'ambizione di fare solamente quello nella vita. Mi piace avere dei colori, diciamo, a livello di espressività, cioè non penso di essere un comico, però l'idea di far ridere ovviamente è una cosa che mi piace tantissimo e quindi ci posso lavorare. Se può essere un'altra, diciamo, freccia, volentieri. Beh, fighissimo. Se quando prima o poi si tornerà a fare live, io partiamo da questo presupposto che speriamo tutti che prima o poi si possa tornare a fare eventi dal vivo. Secondo me, se ti ci ributti è fighissimo perché diversifica molto e rispetto alla musica, immagino, perché poi io invece faccio solo quella cosa lì. C'è tutta un'altra energia perché è simile. Dico una cosa che non ho mai detto. Dico una cosa che non ho mai detto al riguardo. Ero proprio nel centro, quando l'ho fatto ero nel centro della mia depressione, proprio nel centro della mia depressione, ed ero 35 kg più di adesso. E sono potuto andare sul palco dicendo, vi sarete accorti che sono un po' ingrassato, ho preso 40 kg. Ed è una cosa che io non potrei dire nelle mie canzoni, e ci ho potuto anche ridere sopra. Ed era una cosa anche feroce, di risata su me stesso e di ribaltamento della mia realtà in quel momento, che so che non lo posso fare con la musica, perché mi piace proprio esplorarla e pigliarla da un altro lato. E per quello lo sentivo molto vicino. Diciamo, nel periodo un po' più duro della depressione ci sono state delle robe che mi hanno proprio sbloccato, tipo lo nomino sempre, ma non che l'abbia visto 10 volte, però nomino sempre Three Mics, di Neil Brennan, che è un ottimo autore prima di tutto, dove lui tocca pure l'argomento della depressione e si sposta praticamente nei 3 microfoni, dove fa un po' di riflessioni di vita, solo delle punchline e degli altri pezzi, diciamo, di racconto di stand-up. E dicevo, cazzo, se pure queste persone hanno attraversato questa cosa e la riescono a portare fuori e anche a ridere sulle loro tare, mi riguarda. Scusate il momento, diciamo, tenerone. No, vai, è vero, cioè, ma figura di parlare di stand-up e del suo valore terapeutico, era incredibile per me da quel punto di vista, e quindi forse proprio nei momenti duri a stand-up mi ha aiutato a capire che potevo prendere alcune cose, diciamo, deragliare e andare da un altro lato. Sì, quello lo fa, diciamo, ti costringe a mettere le cose in prospettiva, perché se no non riesci a scrivere una battuta
su qualcosa se non l'hai pensata tanto almeno, e quindi comunque sia ti costringe a pensarla tanto e a confrontartici in modo lucido. C'è una domanda tu dici non potevo dirla nella musica, ma cioè perché dici, cioè, in quell'ambito sembrerebbe pesante, cioè perché non puoi fare... No, cioè, viene proprio fuori un'altra vena mia, cioè io sono anche stato sempre fan sia di Zappa che degli Eli, ma non riuscirei proprio a mettere quel genere di vena, cioè riesco a mettere una vena ironica, ma a renderla sia ritmica che melodica che poetica, non so se è quello che riesco a infilare dentro la musica. Cioè, vanno in due strade separate, che poi dopo sia riuscito più spesso a dire delle cose che, se ci pensavo, poi facevano ridere, cioè facevano venire il sorriso, diciamo, musicalmente parlando, sì, ma diciamo, non è quella parte, non riesco a metterci del tutto nelle mie canzoni quella parte lì, anche se mi appartiene, cioè sostanzialmente comunque fa parte di me, non la posso evitare. Sì, diciamo che questo, la stand-up come espressione di quel lato di sé e trasformandolo poi in risate è molto potente come mezzo, perché invece per ricollegarmi a una cosa che hai detto prima, la volontà, la ricerca della risata invece ce l'hai sempre avuta, cioè nel senso comunque uno sbocco per far ridere lo cercavi, cioè penso banalmente, però su Twitter, sempre. Il fatto di scrivere le cose su Twitter, però Twitter essendo una mostruosità per quanto divertente, chiaramente non può assumere quel ruolo anche catartico, credo. No, esatto, però vabbè, comunque è un piccolo tester che poi dopo fondamentalmente su Twitter tutti volendo sono lì a fare i battutisti, e quindi andare a livello, diciamo, successivo di essere smart o averci quella parte catartica non ci può essere. Però poi, diciamo, sai quando uno tipo deve dimagrire, deve mettersi a dieta e si mette la foto di uno grassissimo sul frigorifero, oppure si mette la foto di Jennifer Lopez, la ragazza, per dire devo diventare così. Io c'ho sempre tipo qua Dave Chappelle che ritira, diciamo, il premio l'anno scorso e che dice vabbè, poi si sa perché tutti quanti i comici vorrebbero essere dei musicisti segretamente, e tutti i musicisti pensano di far ridere, e io tipo quando ho sentito quella cosa ho detto no, ti prego, no. Che cattiveria, quindi ho sempre questa cosa che mi previene da... Sì, è vero. È bellissimo. Però sono vere tutte e due le parti, però appunto sì. Il bello della stand-up comedy è che comunque è sincera, cioè se poi tu vai là e fai ridere, non sei tu che pensi di far ridere, se la gente ride. Quindi in quel senso è super sincera. Assolutamente sì, probabilmente quello che però che è banale dire della stand-up, certamente non lo devo dire a voi, però che mi è servito per aiutare qualcun altro magari a capire, avvicinarsi, e che è un po' forte dire questo, è un po' forte, però io penso sempre quasi che nella stand-up, a meno che piace a me, la risata sia quasi un incidente, nel senso che c'è un ragionamento molto ampio, quindi io sto capendo l'altra persona come ha costruito il ragionamento, come ragiona, come mi ha raccontato il fatto, e dentro ci sono una serie di momenti in cui sto ridendo, e quello che mi è piaciuto di più da subito. Certo. Sì, ma infatti a me capita pure di vedere alcuni spettacoli così, no? Che magari, ok, c'è niente di particolare, fanno battute così, le sento, poi a un certo punto c'è quel momento in cui, che già dura poco, tipo un minuto, e che ti esce fuori un po' la psicologia della persona, ti racconta un fatto personale, ti risvegli un attimo lì, ti fa ridere, e poi però ricomincia spesso a tornare in quella cosa, cioè tipo su Netflix spesso gli spettacoli di Netflix mi capita questa cosa, cioè che magari non sono il massimo, però ci stanno quei 2 o 3 momenti in cui esce fuori un po' la persona, e quello è bello. È vero,
è vera questa cosa qua. Cerco di avere pazienza da quel punto di vista, però ci sono anche un sacco di cose dove dopo la prima mezz'ora capisco che il ritmo del racconto non è il mio, o determinate cose magari non mi fanno ridere così tanto, e quindi diciamo sono diventato un po' più rompiballe da quel punto di vista. Prima mi guardavo proprio tutto alla ricerca di questi momenti che stavi dicendo tu, Stefano. Adesso magari pure voi, insomma, capite un po' più velocemente che ci sono delle cose che non vanno nella vostra direzione. Sì, arriva un momento in cui scavalli, in cui ci si arriva. Se ti sei guardato tantissima comicità, dopo un po' vai oltre e dici ok, adesso mi voglio guardare la comicità che mi piace, non mi voglio guardare tutto quanto, anche perché su Netflix, essendoci 1 miliardo di spettacoli, mi sa Norm Macdonald in un'intervista diceva, allora, cioè negli anni 90 c'erano 100 comici e 10 sono bravi, adesso ci sono 1000 comici, ma non vuol dire che 100 siano bravi, vuol dire che sono bravi 25, quindi poi di tutti gli altri spettacoli magari alcuni fanno ridere, hanno qualcosa, però quelli veramente bravi non sono necessariamente aumentati proporzionalmente. Quindi poi anche nella musica il discorso è lo stesso, poi ci sono anche quelli bravi ma purtroppo non supportati, diciamo, così tanto poi dalla viralità online, quindi non diventano, diciamo, i favoriti del pubblico, cioè ce n'ho più di uno a cui voglio proprio bene. Non so se avete mai visto qualcosa di suo, è Mike Birbiglia, che a me piace tantissimo, come non so, è tutto un po', lui già è un personaggio assurdo lui, e magari ti affezioni per le tare che magari c'ha il comedian, diciamo, in questione. Vero. E allora, io adesso, guarda, sono veramente contento di questa puntata, però adesso vorrei spostarla invece su una cosa un po' più, cioè mi devi spiegare una cosa, se ti va. Allora, io volevo parlare di questa cosa delle scarpe, perché adesso ho saputo che c'è stato uno scherzo che, sarò sincero, non ho visto, però le scarpe, allora mi interessa perché non la capisco. Meno male, sei l'unico che ultimamente non l'ha visto e sono felice. In realtà neanche io l'ho visto. Sono sincero, ci siamo detti, c'è sto scherzo, abbiamo detto vabbè, però è uno scherzo. Io poi non sono fan dei prank, cioè sarò sincero, c'è sta cosa che ti dico, oh è così, invece è così, e tu vedi, vabbè, ma questo che cazzo vuoi? No, neanch'io, e neanche di subirli tantomeno. No, esatto, perché cioè, in realtà la risata è bella quando tutti ridono, ma se tutti ridono tranne uno, allora è una sorta di risata di bullismo, e quindi comunque non mi piace come concetto, non mi piace proprio il concetto del prank, non mi è mai piaciuto. Però sta cosa delle scarpe invece mi interessa, perché voglio capire da dove viene, perché è una cosa che io non capisco, perché io i vestiti, le cose, è proprio una cosa che non ho, rispetto chi ha, invidio pure chi ha quella cosa, ma la cosa delle scarpe, perché va bene, c'è tutto un mega mercato che crea le scarpe, poi tu sei appassionato di basket, poi infatti vorrei parlare anche un po' di quello, e quindi chiaramente c'è tutta quell'estetica lì, però come mai proprio le scarpe? Cioè nel senso, che vuoto colmano per te le scarpe? Perché uno sta top e dice mo me devo pigliare proprio le scarpe? Allora, ovviamente è colpa degli anni 90. Ed è colpa, diciamo, del fatto che nello stesso momento incontro, diciamo, ho sempre fatto sport, tutti gli sport, però incontro la pallacanestro, diciamo, inizio a giocare a pallacanestro piccolino, ma sono adolescente che c'è Michael Jordan al pieno, c'è Shaquille O'Neal al pieno, Barkley, Pippen, eccetera, eccetera, e quello è il momento in cui loro, soprattutto i brand, lanciano le loro linee di scarpe. Prima non c'erano, o comunque se c'erano erano poco e non erano così tanto belle, cioè erano concepite, diciamo, più che altro per il parquet, e non erano concepite per essere portate poi dopo fuori. Nello stesso momento ovviamente io incontro il rap, quindi un'estetica che è quella, cioè non ci si può fare niente, cioè se il rap negli anni 90 sono comunque ragazzi che vanno tra i 18 e i 25 anni, che hanno come miti gli stessi che hanno quelle scarpe, quindi nasco già con questo problema, cioè di quell'estetica che mi piace. E lo stesso, diciamo, con l'estetica dei vestiti hip hop, cioè nasco già con quella cosa lì, e le avrei ovviamente volute tutte, ma all'epoca tu avevi le scarpe che usavi per fare educazione fisica,
quella scarpa che ti durava un anno. Se poi dopo giocavi come me a pallacanestro, tipo in una squadra, avevi magari al massimo una scarpa in più che ti durava un anno. E quando sono diventato grande, probabilmente e piano piano economicamente indipendente, ma non economicamente ricco, ho piano piano iniziato a colmare i miei voti di quando ero ragazzino, perché non c'è niente da fare, alla fine sempre là si va a parare. Cioè, vuoti tra virgolette. Ho imparato, diciamo, in fretta il gioco del collezionismo prima che diventasse il boom degli ultimi 3 o 4 anni, dove è diventato, diciamo, un pochettino impossibile fare tutto. Quindi ho comprato le cose piano piano, un po' alla volta, e soprattutto, diciamo, c'è stato anche lì forse quello è un po' palloso da raccontare, però per me il senso di comunità vale sempre di più del resto. Quindi, come diciamo nell'ambito della stand-up c'è un microcosmo, allo stesso modo nel collezionismo di scarpe ho trovato un sacco di ragazzi con cui ho fatto esperienze, ho fatto viaggi, mi ci sono fatto telefonate e ho imparato cose, e sono riuscito piano piano con il tempo a prendere sempre tutto a prezzo di costo, a meno. Io ieri ho visto, c'ho sul telefono ancora il numero di questo, aspetta che te lo dico subito, perché questo fa molto ridere. Diciamo il numero, facciamo questo servizio pubblico. Aspetta, Silver, credo si veda, Massimiliano Silver, si vede? Sì, sì. Questo è uno da cui io tipo 5 anni fa ho trovato un paio di Silver prima che le rifacessero, le Air Max, che li aveva in tonze perfette con la scatola su subito.it. Era uno che se le era comprate all'epoca e non se le era praticamente mai messe, e quindi niente, io ovviamente da utente normale le ho comprate tipo a 80 euro, e magari adesso per trovarle le Silver ne devi spendere 400. Quindi impari sta cosa che ti fa fare comunque delle esperienze, e in più c'è tutta un'estetica, diciamo, del design della scarpa, quindi mi piacciono le cose belle, e quindi mi piace pure la parte tecnologica, come hanno disegnato, che l'Air Max si sono ispirati al Centre Pompidou a Parigi, poi mi sono infognato da quel punto di vista, quindi poi del valore a cui una scarpa potrebbe essere rivenduta è una cosa che degli ultimi 3 o 4 anni che a me non me ne frega niente, perché poi fondamentalmente le scarpe me le metto, quindi sì. E poi nel frattempo un po' è aumentata la collezione con i regali, scambi, diciamo della parte dei soldi non me ne è fregata niente. Ok. Quindi comunque questo volevo capire, è anche un investimento volendo, cioè nel senso uno compra le scarpe e in teoria quelle accumulano valore, o è come comprasse? No, lo dovrebbero accumulare, ma se tu le tieni non messe. Ma Okay, siccome io le metto a rotazione, le scarpe si deprezzano. Certo. Però che senso avrebbe comprarle per tenerle là? Ci sono delle paie a cui tengo proprio particolarmente, che magari metto molto di meno, cioè so che ho il privilegio del palco, dove sicuramente poi dopo uscirà una foto e dove non si saranno magari particolarmente rovinate, e quindi c'ho quella fissa lì. Certo, quindi però, dici questa sarà la scarpa di Sanremo e ti metti la scarpa X. Esatto, però per il resto, diciamo, sono cose, diciamo, che tra 10 anni, quando ci saranno state magari un po' di infiltrazioni di arie diverse dentro casa, piano piano la scarpa si sgretola, quindi lo so che è una cosa a tempo, purtroppo. No, che brutta Vabbè, cosa. allora quando faremo la Diadora Tintoria te la mando, sei il primo a cui la mando, siamo in contatto, ti lascio immaginare, siamo lì, dopo il capitano Rapone è il prossimo che con la scarpa di brandizzata. Io mi sto un po' infilando in questo, non nelle scarpe, però nella cosa del collezionismo, perché c'ho una serie di fumetti che ho comprato di manga quando ero piccolo, però alcuni non l'ho finiti o sono andati persi alcuni numeri così, e quindi tipo oggi mi è arrivata un batch di fumetti di Dragon Ball prima edizione che avevo comprato, cioè che mi mancavano, perché c'avevo la seconda edizione e alcuni della prima. E quindi ho passato dei giorni per ordinarli, a cercare insomma vari fumetti, e mi rendo conto che ci ho passato troppo tempo e stavo per spendere tantissimi soldi. Tipo ci stanno lo so, è vero.
Sì, ci sono 2 fumetti che sono usciti solamente in un'edizione che si chiamano Dragon Ball Landmark e uno Dragon Ball Forever, che sono tipo delle mini enciclopedie, che però non si trovano e c'hanno dei prezzi assurdi su eBay, e stavo quasi E tu pensando di stavi là dicendo, prenderli. appena si riparte con i live. Lo stesso vale per Capito? i dischi, e ovviamente la parte delle scarpe ora è più in vista e gliene frega tantissimo ai ragazzini, ma piuttosto che a Elisabetta Canalis, perché è talmente Sì, vistosa che che ha salutiamo, fan di superato Tintoria. ha superato determinata cosa. Però ecco, anche da collezionista a un certo punto mi sono dato delle regole, e quindi se una cosa la trovo ai miei termini, diciamo che tramite l'aiuto dell'amico che chiede a quello, che chiede a quell'altro, mi va bene. Ma se poi dopo c'è come si dice, un ricatto dall'altro lato di un ragazzino che ne è riuscito a pigliare 5 e me la deve rivendere dopo 2 giorni a 1.000 euro, Certo, dico, vabbè, non me la chiaro. prendo la scarpa, cioè non sono cretino, faccio quello che riesco a fare. Ma Certo. infatti, tipo, qual è, secondo te, cioè io te lo chiedo non per farti i conti in tasca, ma per capire dove fermarmi, cioè secondo te qual è il limite che tu dici da questa cosa qua Per è un fumetto di troppo? Dragon Ball, quanto posso spendere per un Gogeta alto così, secondo me? Capito? Cioè, Ma dipende usato anche, magari, cioè, capito? tra virgolette, dipende anche dal momento, diciamo, della tua vita in cui stai. Cioè, se ti devi fare un regalo perché ti devi fare un regalo e preferisci proprio fartelo, e te lo Mm. fai. Però ecco, io credo molto, lo dico molto sinceramente, di aver proprio preso delle cose che volevo proprio a tutti i costi, che se no e di non aver mai speso più di 500 euro per una scarpa. Ok. Ma proprio come codice mio, perché ho visto anche periodi in cui non li potevo spendere quei soldi lì, e quindi dico no, comunque per me c'è un tetto, quindi 1.500 euro non li spendo. Ed è anche capitato che io mettessi su scarpe che poi venivano rivendute dopo una settimana a prezzi incredibili, mettessi le mani su 2 paia, che io li dessi a prezzo di costo a un amico Mm. collezionista, cioè senza rifarci neanche un euro, perché comunque capivo, come dire, la struggle dell'altro ragazzo. Certo. Certo. Ma infatti la cosa Bellissima bella la è community dei è collezionisti, questo, Quello è stupendo. molto bello. La che io non scena io non ci ho mai pensato, io ho sempre agito individualmente, e invece effettivamente è una cosa che può essere un vantaggio questo. Sì, no, è un vantaggio, ti ci scambi i favori, una volta lo fai tu, una volta te lo fanno a te, e ci sono fior di chat, di cose, di forum online su queste cose qua. Ma tipo tu sogni una scarpa di Gemon? No, non lo so. No, no, Ah, però cioè, effettivamente diciamo, i brand lavorano tantissimo, diciamo, con le collaborazioni dove tu rivisiti, diciamo, una cosa che loro ha un loro mm, classico, quindi rivisiti i materiali, rivisiti la colorazione, quello sì, cioè quello molto volentieri, ma che io ci abbia una scarpa a nome mio, non è mai stata vedi? un'ambizione, tra virgolette. Io se devo pensarci, io vorrei una felpa rapone, cioè, perché io indosso sempre felpe, quindi secondo me se qualcuno produce felpe possiamo metterci in contatto e Una facciamo il linea, mio sì. brand, esatto, La felpa il più mio brand. bella di qualcuno, di un personaggio che abbia mai visto, ce l'ha Francesco Dotti. Poi vabbè, io da quel punto di vista sono un po' ovviamente di parte, però lui ha una felpona grigia senza zip, col cappuccio, col suo codice fiscale qua, e ce l'ha solo lui. Cioè non è in commercio, che io sappia ce l'ha solo lui, Figo. e io la vidi anni fa in una sua foto, ho detto io voglio quella felpa a tutti i costi, e i miei genitori a Natale mi hanno regalato una t-shirt bianca col mio codice fiscale qua, che però chiaramente non è la stessa cosa, io volevo la felpa Dai, del però capitano. No, bellissimo Ma pensiero, la uso poi come ma non pigiama. è, non è una cosa, è un dato sensibile, nel senso non è che possono Ma per usarlo Francesco Dotti, ma che gli frega, dai. vabbè. Dai che Però te lo ecco, chiedono codice fiscale in farmacia. vabbè, però Eh, dici che ti scarichi, cioè compri le cose in farmacia e dai il scarica codice fiscale del capitano, dici guarda, così le scarica lui che c'ha bisogno. Va bene, allora siamo arrivati forse al momento della domanda fissa di Tintoria. Tintoria è il podcast della legalizzazione.
Quindi io prima chiedevo a ogni ospite che cosa pensasse della legalizzazione delle droghe leggere, ma questa domanda non mi dava molta soddisfazione perché la maggior parte degli ospiti... voglio che venga legalizzata, esatto. Così e quindi la mafia domanda che ho iniziato a fare... guadagna. Esattamente. Che perché poi perché è talmente logico che dovrebbe essere legalizzata che tutti quanti dicevano, beh, ovviamente vorrei che venisse legalizzata. Quindi la domanda che ho iniziato a fare è: che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana, e se hai o hai avuto un rapporto con la marijuana, essendo tu un artista, se vedi una relazione tra uso della marijuana e creatività? Allora, sicuramente c'è, nel senso che l'ho vista anche su un sacco di amici, perché comunque inevitabilmente le percezioni te le amplifica. Io non sono stato molto bravo quando ho fumato, cioè viaggio talmente tanto bene che poi non mi viene voglia di mettermi a scrivere o mettermi a registrare. Sì. Quindi diciamo ho separato le due cose, perché invece sono un po' più metodico quando sto in studio e ho bisogno, come dire, del controllo al 100%. Cioè, mi ricordo, guarda, mi ricordo qualche volta che è capitato, quindi ti ho già detto del mio rapporto, cioè che è un rapporto mega tranquillo, di fumatore saltuario. Mi ricordo, cioè, delle volte che veramente magari avevo fumato, ero preso benissimo, mettevo tipo una strumentale mega figa a cui avevamo lavorato, dicevo, da paura, mo mi metto a scrivere da paura, Beh, mi voglio poggiare un attimo sul letto, magari mi addormentavo. Sì, quella è la cosa più difficile, è quando hai fumato, poi scrivere è forse il lavoro più duro che ho fatto nella mia vita. Quando fumavo era proprio, adesso Daniele scrivi qualsiasi cosa e non collassare. È una cosa che devo ammettere, diciamo, negli ultimi anni è capitata sempre di meno ed è stata fatta veramente sempre a titolo proprio, ecco, ricreativo in comunità. È capitato proprio sempre di meno che lo facessi da solo. Semplicemente non ne ho sentito l'esigenza, quindi magari se capitava che qualcun altro ed era una serata tranquilla, l'ho fatto tranquillamente, però negli ultimi anni è diventato sempre di meno. Ok, dai, grazie mille. Va bene, allora adesso io farò una selezione e leggerò alcune domande del pubblico, Stefano, a meno che tu non avessi... C'è una domanda. Vai. Sull'ultima canzone che hai fatto, in realtà. Sul momento perfetto. Momento perfetto, esatto. Io in realtà di musica non ci capisco niente. Cioè, è bella la tua canzone, però in generale questo non è correlata la cosa. Io però da giovane ho sentito tanto Tupac. Ok. Che salutiamo. La mia domanda è: c'è un pezzo quando tu dici tu puoi contare su di me, e questo lo sai fratello, che mi ha ricordato il modo in cui la dici, mi ha ricordato il modo in cui faceva dei versi Tupac. Questa cosa l'ho vista solo io, è un caso oppure... No, penso sia un caso, cioè credo sia un caso, però è anche... cioè, risente ovviamente dell'influsso di quella musica che ho comunque ascoltato, diciamo, di quell'inflessione che ho ascoltato per tutta la vita. Quindi, però no, non c'entra con Tupac. Ok, però è bello che ci però sia. Stefano ce l'ha vista e questo comunque... No, perché l'ho sentita per caso tipo in un bar, ho pensato, questo mi sembra Tupac, poi ho ricollegato, era la tua, e ho detto, capito? Ho detto, vedi, ho pensato, ma magari l'ha fatta apposta, oppure no, però è bello, cioè comunque è un complimento. Era un po' quella cadenza. Adoro che nel video avete scelto il riferimento ai Blues Brothers, mio film preferito in assoluto. Vero, video molto pazzesco, video incredibile. Grazie. Sono contento. Diciamo, è stata... vedi, c'entra con due cose della puntata. Quando la regista Matilde, la regista del video, ha ascoltato la canzone, mi ha detto che idea hai? E io ho detto la sigla dei Griffin. Nel senso che mi riportava a un mondo big bandistico e di swing, e volevo che succedesse un po' di tutto nel video. Sì. E lei mi ha detto, ma Gianlu, ma tra l'altro sai che ieri ho rivisto per l'ennesima volta i Blues Brothers, ma potremmo fare una cosa, ma cazzo c'è quella scena? Ho detto, madonna mia, sì, perfetto, la Aretha Franklin subito, quindi devo dire che è stata una sua suggestione perché aveva rivisto i Blues Brothers la sera prima. Vedi.
Ottima scelta. Ma quel posto Grazie. dov'è? Dove è girato? Cioè, Esatto, Poco fuori creato? Milano. No, poco fuori Milano. Vi devo dire che a Milano ci sono 2 o 3 diner, diciamo così, all'americana, però questo era andando tra Milano e Como su una strada provinciale, c'è questo bar molto carino e insomma, loro che facevano la produzione del video l'hanno trovato e devo dire che era perfettamente in tema, cioè ci stava anche il casting sembrava che hanno ricostruito. anche il casting che hanno fatto, cioè dei ragazzi e delle ragazze sono stati bravissimi perché erano tutte delle facce incredibili. Sì, veramente un gran video. Bello. Allora, una delle domande che avevano fatto in chat è: tornerà il podcast Live from the Vault? Il podcast Live from the Vault è un podcast che facevo con 2 attuali, insomma, giornalisti e telecronisti di Sky. È stato un podcast un po' ante litteram, perché l'abbiamo fatto prima, diciamo, tra virgolette, l'esplosione dei podcast, la riesplosione dei podcast anche in Italia, quindi ora lasciando diciamo gli scriventi, cioè i parlanti che siamo noi qua, però era prima, diciamo, che ci fosse la sezione dei podcast su Spotify. Diciamo che è ovvio che negli ultimi 3 anni c'è stato un incremento, infatti era un podcast che parlava di musica e pallacanestro americana con Alessandro Mamoli e con il direttore Mauro Bevacqua e ce lo producemmo con il fundraising, quindi è poi finito lì a fine stagione perché tutti e 3 non riuscivamo a trovare per i rispettivi lavori il tempo di preparare le puntate, perché comunque per fare una puntata di podcast, se non è live così, ci vuole del tempo, ci vuole anche del tempo di redazione per mettere, diciamo, tutte le informazioni insieme e noi 3 non ce l'avevamo, quindi per adesso penso sia difficile che lo rifacciamo, però è stata un'esperienza molto bella e loro 2 sono dei fenomeni. Dei grandi. Tra l'altro adesso sto cercando di recuperare le domande e anche in chat leggo un sacco di complimenti, di frasi. Fai vedere quello lì che magari l'ha scritto anche prima. Questo qua. Esatto. Ci sono un sacco di queste cose, vabbè, così l'ho messo in evidenza, però t'ho coperto. Comunque è una bellissima frase. Lo leggo, il tuo album l'ho consumato in un periodo molto difficile e in quanto versato cose simili a ciò che hai vissuto affrontando il disco, lo leggo perché c'è gente che ci ascolta. Sono felice di poterti ringraziare direttamente, anche se virtualmente, e da un anno sono un counselor professionista, quindi addirittura una storia di riscatto sociale. Ascoltare la gente, vedere ad autoascoltarsi è il mio lavoro e sarebbe fantastico vederti al vivo prima o poi. Speriamo di poter tornare a vederci dal sono vivo. contento, grande Simone. Il problema di avere un ospite con gente che è fan è che ho detto mandatemi delle domande e tutti mi scrivono grande Gamon, io dico sì, però ti avevo chiesto una domanda, cioè che cazzo, no, comunque ce ne stanno alcune perché ci stanno le cose, bomba Gamon, però avevo detto una domanda. Allora, quest'anno Serie B, Forza Lupi. Ma questa è una domanda che non è una domanda, cioè può essere una speranza, Forza Avellino, e speriamo che vadano bene le cose. Speriamo. Poi c'era una domanda che non ritrovo che chiedeva se nell'ultimo pezzo c'è un'influenza di Pino Daniele, che salutiamo. Se intende l'ultimo pezzo del disco che si chiama Sparire, volendo ce la si può anche vedere, sì. Se è dentro Momento Perfetto, no, non c'entra Pino Daniele, diciamo, non c'entra. Pino Daniele ovviamente è uno dei miei preferiti, uno dei pochi, diciamo, cantanti italiani di cui sono stato veramente appassionato, perché ovviamente poi ho sempre ascoltato musica americana, ma va da sé, diciamo, perché i generi che mi piacciono erano principalmente esteri, in Italia erano molto poco affrontati. Ed effettivamente io ho avuto questa cosa con Pino Daniele, che mio padre lo ascoltava quando ero bambino e quindi, come tutte le cose ascoltate ai propri genitori, o le ami o le odi, cioè c'è un momento in cui dici ok, questo è bello, poi un momento in cui dici questo è brutto. E poi invece, riascoltando, stavo in un bar a Roma e avevano messo Yes I Know My Way, io stavo là a sentire la musica e dicevo ma che cazzo è sta mina totale, che è sta bomba atomica, e poi parte e dico cazzo, senti qua che roba è, perché l'avevo proprio data per scontata e invece anch'io ci ho avuto un rifiuto per qualche anno quando ero piccolo e quindi c'era arrivato il rap e quindi per me esisteva solamente il rap e tutti attorno a me, tutti tipo i miei cugini più grandi si ascoltavano poi essendo di Avellino inevitabilmente c'è quelle musiche anche spesso in dialetto, quindi e poi diciamo a un certo punto ho avuto l'illuminazione, ho capito.
E un'altra domanda è: in quale... Aspetta, se interrompo un attimo, c'è Lancia che mi ha scritto, mi ha detto di a Gavon che l'Avellino può sucare forte, che ha 15 punti dietro la Ternana capolista. Verissimo, questo è un uso privato di tintoria che non condivido. Salutiamo Ciccio Lancia. Quando si tornerà a esibirsi, in quale festival ti piacerebbe esibirti? Ma a me, non so, i festival, a me piacerebbe fare i teatri. È una cosa che voglio fare da tanto, non ce n'è stata mai l'occasione per mille motivi, per i motivi che ci siamo detti all'inizio, nel senso che quelle volte che ho fatto il teatro mi ha sempre consentito, diciamo, di avere una dimensione in più anche di dialogo, racconto, di poter parlare con le persone perché il posto proprio lo permette rispetto a un club. E quindi mi piacerebbe poter fare uno spettacolo anche un pochino diverso per i teatri e Forza Teatri. Forza Teatri, veramente. Forza Teatri davvero. Allora, io poi se avessi un telefono che funziona normalmente... C'è uno che ha scritto a me anziché a Tinti e mi ha chiesto qual Lo è banniamo. la tua squadra e il tuo giocatore preferito del basket. Esatto, che avevo saltato l'NBA e ecco, segui l'NBA da tifoso o segui l'NBA da appassionato? Perché io godo molto nel seguirlo da appassionato senza io tifare. seguo l'NBA da appassionato, non c'ho una squadra per cui faccio il tifo, non ce l'ho mai voluta avere perché non c'ho neanche un attaccamento territoriale, quindi sono talmente appassionato del gioco che vado ovviamente a simpatie, diciamo. Vado a simpatie. È molto più bello seguire uno sport così, che puoi cambiare simpatia pure a metà partita, dici mo mi stanno più simpatici questi altri. Nettamente, sì. ma proprio nettamente, è bellissimo. Poi è uno sport talmente tanto intrattenente, soprattutto il campionato dell'NBA, che c'è chi te lo fa fare di tenere una squadra sola. Certo, verissimo, chi te lo fa fare. E quindi qual è il giocatore preferito? Non lo so, dico quello che mi casa di più, ma tanto l'ho citato 100 volte, diciamo, quello che mi casa di più negli ultimi 2 anni, ma è Ja Morant, un rookie che salutiamo, molto esplosivo, molto che non gliene frega un cacchio, molto che va a canestro, tipo gli mette pisello in faccia a gente di 2,5 metri perché young e ruthless, come si dice. Mi piace molto la sua arroganza. Poi non è ancora un giocatore decisivo, fatto e finito. Cioè, sì, poi rientra l'infortunio, sta rientrando piano piano, però effettivamente è sicuramente divertentissimo da guardare. È divertente da guardare, per esempio Doncic è già un giocatore molto più... che ovviamente mi piace, però è proprio già un giocatore a tutto tondo. Sì, è già una superstar, non c'è già una superstar, esatto. Non gli puoi di niente. Non deve più dimostrare nulla. Ja Morant invece è divertente. Hanno tutti nomi buffi, lui si chiama Ja Morant e l'altro Doncic. Già di nome è Morant e l'altro però è di dov'è? Doncic è Slow Doncic. Raga, ma lasciate stare, a proposito di nomi divertenti, mi hanno fatto rendere conto due giorni fa che il mio commercialista di famiglia, il mitico Alfredo, mi hanno fatto rendere conto che si chiama Alfredo Capone, Al Capone. Stupendo. Ma me ne sono reso conto dopo tanti anni, una persona tra l'altro squisita, però solo ora mi sono reso conto che Al Capone è il mio commercialista. Stupendo. Bellissimo. Spero che ce l'abbia scritto sui biglietti da visita, se mi telefonare. Non credo, veramente una persona. Però la mail al.capone@gmail.com che fai? Non te la fai? Ma sarà già presa. Sì, forse Al Capone commercialista. C'è gmail.com. Al Capone studio. Ma è come ci sono i truccatori che vanno a Sanremo che si chiamano Al Pacino. Ah sì? Ah, oddio, sai, me la ricordo sta cosa. Sì, perché c'è Rocco Tanica che ha raccontato questa storia che dice ora arriva il truccatore di Al Pacino. Arriva il truccatore di Al Pacino che era uno della scuderia Al Pacino. Sì. Si chiama così. Ecco. Sì, tra l'altro hai citato Rocco Tanica, una delle cose che chiedevano è, visto che insomma conosci Rocco Tanica, ti ha mai raccontato qualche barzelletta? A go-go. Ce ne vuoi dire una?
Vi dico la mia preferita con finale alternativo, che credo sia anche nel libro, di queste due persone che stanno facendo una passeggiata in montagna. Non la racconterò mai come Sergio, però comunque vabbè, due persone stanno facendo una bella passeggiata tra i monti, diciamo, scrutando così un po' il verdeggiare dei prati, delle montagne, molto spensierate. A un certo punto in lontananza intravedono una capretta con una testa infilata in una staccionata e quindi, diciamo, incuriositi si avvicinano. E c'è questa capretta con la testa nella staccionata. Uno dei due dice all'altro: stai pensando quello che sto pensando anch'io? Si abbassa i pantaloni e, diciamo, possiede la capretta. Dopodiché si riabbottona i pantaloni, guarda l'amico e gli dice: vuoi provare anche tu? E l'amico: basta che non mi metti la testa nella staccionata. Questa è la barzelletta, che però ha un finale alternativo che io preferisco, e cioè che dopo che la capretta è stata posseduta e che il signore dice all'amico: vuoi provare anche tu? La capretta si gira e dice: ma a me sembra tutto così surreale. Ecco, questo finale alternativo fatto da Rocco Tanica lo preferisco. A me, sai, la cosa che piace di più di questa barzelletta è il verbo possedere. Perché sono un signore. No, perché comunque ho detto fa l'amore, invece possedere è ancora più bello, perché è quella stessa cosa, fine, però senza l'amore. Quindi rende l'idea, capito? Lo dovrei usare più spesso, infatti ora te lo rubo. C'è un termine che ho rubato a Lundini, lui lo sa, lo sfotto sempre su questa cosa qua, perché a un certo punto durante il suo spettacolo dice, ma senza volerlo, facciamo questa cosa per principiare. E io non ho mai sentito la parola principiare da nessuno, e da allora ho detto è una delle mie parole preferite, e lui mi dice sempre: ah già, tu mi ricordi sempre questa cosa qua di principiare ogni volta dello spettacolo, ma io l'ho detta perché mi è uscita così. E vabbè. Sì, si dice, però penso, no? Credo proprio di sì, però io forse non l'avevo mai sentita e mi era molto piaciuta, perché principiare è proprio iniziare dal principio, quindi era giusta. Io il termine che preferisco però quando si parla di fare l'amore è quello che usa lo Sgargabonzi, che è calzare. Questa è una cosa... Però si può usare solo in chiave comica, cioè diciamo nella vita vera non puoi dire una bella calzata. Se con estranei dici mi sono calzato quella, devono essere amici tuoi, se no dici vabbè, fai ridere ma fai anche riflettere. Allora ne aggiungo un ultimo che mi è sempre fatto ridere tantissimo, essendo un fan proprio da morire di Maurizio Milani. Mi ha sempre fatto ridere quando Maurizio Milani si riferiva all'omosessualità dicendo quella persona ha il disturbo greco. Questa cosa mi ha sempre fatto ridere tantissimo. Fa ridere. Il disturbo. Tra l'altro Maurizio Milani che salutiamo. Salutiamo. E poi una domanda che avevano fatto, però ti devo fare prima una domanda precedente. Tu segui anche la stand-up italiana? Adesso poi c'è un seguito, non voglio... Cioè, guardi anche la stand-up italiana? Beh, direi proprio di sì, certo, sì, Okay. sì. E molti dei ragazzi con Stefano credo non ci siamo mai beccati di persona, no? Mi sa di no. No, appunto hai chiamato Michela e Carmine a fare l'apertura ai concerti. Esatto, cioè, molti dei ragazzi li ho conosciuti perché magari andavo a vedere le serate qua a Milano, quindi guardo proprio con molto piacere Francesco Lancia e Francesco De Carlo. Credo sia, non lo so come ci siamo beccati le prime volte, però per gli stessi motivi, no, comunque seguo molto, sì. E allora ti posso fare la domanda che avevano fatto, che è quale stand-up comedian italiano sarebbe un buon rapper? Ah, ok. Cacchio. No, questa è una domanda seria. Difficile, esatto, difficile. Stefano Rapone. Dici? Sì. Guarda, perché? Bella risposta, se mi davi una coltellata mi facevi meno male. Ma perché? Perché mi piace il tono della voce che sta lì, ed è, secondo me, registrato, avrebbe il suo senso. Vedi, ci potrei pensare. Vedi, pensaci, potresti fare tra l'altro...
con un beat lento inverso. tu che fai tutto un rap trascinato con Esatto, guarda, c'è lunghe. un rapper americano bianco molto bravo che si chiama Evidence, che è una voce simile alla tua e che si chiama, diciamo, il suo alter ego è Mr. Slow Flow. Ah, vedi? Mo lo cerco. Quindi ci azzecca di brutto. Potresti essere il signor ritmo lento. Potrei fare il percorso inverso di Gammon, che poi potrei andare in America a un piccolo club e vedere appunto Tupac redivivo. L'ologramma come fecero al Coachella, che io penso sempre a quella cosa che io spero che l'ologramma fosse annunciato, perché sennò tu comunque stai al Coachella in America, sei drogatissimo, stai là, bellissimo, appare il fantasma di Tupac e stai là... Non era annunciato, credo che abbiano puntato sull'effetto sorpresa tantissimo, non era annunciato. È bello che lì c'è Tupac e noi a Sanremo abbiamo Mollica. Esatto, il nostro Tupac. Il nostro Tupac. Infatti io quando vidi l'ologramma di Mollica pensai, oh no, e invece... No, tra l'altro Mollica che ho scoperto dopo avere dei problemi importanti alla vista, non ci vede quasi più. Vedi. Sì, mi ricordo che c'era stato che comunque non faceva più le cose che faceva prima, mi sa. A un certo punto. Credo di sì. Sì. Ci sono altre domande? No, non ci sono altre domande. Stefano, se tu hai altre domande io ringrazierei Gianluca. Grazie mille veramente di questa puntata che mi è piaciuta tantissimo. Sono molto contento, grazie di essere venuto. Allora ti rinnovo l'invito, in teoria nasce come podcast che si registra dal vivo e gli ospiti dal vivo firmavano questo poster che mi è costato come un palco di Sanremo fare così in legno più o meno. Quindi prima o poi quando ci potremo incontrare dal vivo dovremo fare un'altra puntata, così potrai firmare questo poster se avrai piacere. Intanto ti ringrazio tantissimo. Ringrazio te, ringrazio Stefano, è stato veramente un piacere. Vi dico una cosa per concludere, che vengo ovviamente da pre-Sanremo, e durante Sanremo è uscita del disco, quindi vengo da un mese di interviste, diciamo, fatte tutte un pochettino con l'accetto e con domande molto spesso tutte simili, quindi è la prima volta dopo un mese che faccio una chiacchierata dove viene fuori, quindi vi ringrazio, viene fuori un po'... sono contento sono contento. Allora, proprio in questo tema sulle domande, Stefano, devi fare l'ultima domanda che ce la stavo scordando, vediamo se ha senso. Però no, ma io penso che però no, perché mi faccio sempre una domanda su Dragon Ball a un certo punto, però tu forse non sei di quella generazione perché sei più grande di noi, giusto? No, però ho visto Dragon Ball e ho anche comprato i fumetti, ma non sono così tanto esperto, ti devo dire la verità, però sì, ho visto Dragon Ball. È molto semplice, semplicemente qual è il tuo personaggio preferito e o quello con cui ti identifichi di più? Quello che nel cartone animato si chiama Piccolo e che credo sia Junior, credo. Piccolo, giusto. Piccolo. Perché come mai? Vai. All'inizio mi sembra, cioè prima di tutto mi è sempre sembrato uno veramente tanto in struggle, tanto in difficoltà, dava una mano come poteva, ce la metteva sempre tutta, mi è sempre arrivato, poi a un certo punto diciamo le forze all'interno di Dragon Ball dei bravi e dei cattivi sono diventate molto al di sopra, diciamo, molto al di sopra di lui, però all'inizio era uno di quelli più forti, però poi dopo ha iniziato lo vedevo in difficoltà che dava una mano come poteva, non lo so, mi è sempre stato simpatico per quello, sinceramente. Dai. E poi è un po' tipo Gammon, se ci pensi, cioè come carattere. Sì, come carattere sì, probabilmente forse è anche per quello che mi piace. È vero, hai proprio ragione. Dai, quindi ci può stare bene. Dai, è bello, abbiamo fatto pure la domanda su Dragon Ball, sono contentissimo. E non ho detto cazzate, sono contento. No, infatti ci sta. Gianluca, grazie mille di nuovo, veramente speriamo di poterci vedere presto dal vivo. Me lo auguro anch'io. Dai, grazie, ringrazio ragazzi. Tutti quanti, ciao a tutte, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.